Ma cosa compro con €1 in un negozio di giocattoli? Siamo qui oggi da Toy Center a Bolla per scoprirlo insieme a voi. Dopo averlo fatto al centro commerciale all'Ikea, siamo venuti qui per provare la challenge più pazza di YouTube Italia, per testare insieme se riesco a trovare prodotti a €1. E se vi sta piacendo lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale che è sempre gratis e soprattutto consigliatemi altri posti in cui provare questa challenge che vi leggiamo e cerchiamo di accontentarvi. Detto questo, entriamo subito. Credo che oggi sia il giorno più bello della mia vita, o almeno uno dei giorni più belli, perché è il mio mondo. Ragazzi, io sono un eterno bambino, ve l'ho sempre detto, e questo è il mondo che amo. I giochi, i giocattoli. Che bello, ritorniamo bambini per un po' di tempo. Almeno per un'oretta, ma soprattutto lo facciamo in un periodo top. Perché? Perché sta per arrivare Natale, negozio pieno di giochi, quindi per Natale non si può mai sapere. Detto questo, cominciamo un po' a vedere ciò che ci presenta la prima area giochi che vediamo. Ovviamente vediamo tantissimi pupazzi, Minecraft Peluche 24,99, tutti quanti 24,99. Poi abbiamo questi qua di Mario Bros 69,99. Diciamo siamo proprio fuori budget. Qui abbiamo quelli là, questi non li conosci? Questo sì, Come si chiama? Tun Tun Sahur. Non è Tun Tun Saul, l'abbiamo visto spopolare su TikTok, stanno €12,99 e sono gli Italian Brain Rot, sempre peluche. Poi abbiamo Sonic, abbiamo questi altri sempre di Sonic 17,99, 29,99, vabbè, ovviamente anche in base alle dimensioni, al pupazzo, al cartone animato, il prezzo varia. Anche qui con Minnie 16,99, abbiamo Hello Kitty 9,99. Per il momento è il prezzo più basso, ossia questo qua. Non so che so, questo sti cose. Fluffy. Ok, andiamo a Stitch. Amo, ci stai pure tu appeso. Questa è sempre che la scignipata. Una delle aree che ho sempre amato è questa qui, dove stanno le motociclette, le vespe, macchinine. Sta pure 3 ruote, l'Ave, Ave Car. Porto 3 route, 3 route rapiaggi. Occhio signori, Napoli, pallone orologio 10,99. Ma non ci siamo ancora. Mamma mia, voglio. Ma accattassimo mo sta macchina. Non la vera, questa qua proprio. Lo so, questa è proprio la macchinina dei tuoi sogni. Lamborghini Coupé 79,99. Perché sei un eterno bambino. Oh, attenzione, qui abbiamo i Beanie Babies 6,99. Ci stiamo abbassando man mano con il prezzo, però uno da €1 ancora la matura. È vero che siamo nella prima area e qui c'è veramente qualsiasi cosa. Come vedete anche il camion delle Barbie, altre macchine qui, i dinosauri, i pompieri. No, non so, c'è questo che si chiama, non so, i pompieri. Qualsiasi cosa in questo reparto, però per il momento sono tutti quanti giochi di qualità e chiaramente superiori a €1. vediamo qui reparto bambole. Ma questi bambole... Che carine! Queste sono quelle bambole tipo realistiche che fanno, però sono troppo realistiche e pure sono troppo alte con il prezzo. Ma guarda qua, c'è proprio l'incubatrice. A me chi sono conditori su ogni stagione, si mettono i panna in. Poi abbiamo invece i passeggini 69,99. Ma quanto costa un passeggino reale, normale, per una creatura ricca? Amo parecchio. Ci sono pure quelli da €1.000, ma penso si aggirano sui €300. Vabbè, ci credo, perché se questi qua per le bambole stanno 69,99, che le creature normali è ovvio che stanno €1.000. C'è anche questo, guarda com'è bello, vero? €112 sta questo qua. Ma io c'è anche la bambola di Gelir, non l'avevo mai vista, a €19,99. Bellissimo, baffetti suoi. Dobbiamo cambiare reparto, andiamo un po' più avanti. Allora, qui vedo qualcosa di un po' più piccolo. Vedo una pallina, LOL Sarp Lovers, però comunque il prezzo non c'è. Amo, perché contiene altre cose dentro. Vedi, tu qua puoi fare i bracciali. Non è la pallina per giocare. Challenge che mi intriga moltissimo qui dentro, però comunque allo stesso tempo è difficile. Vabbè, questa è una delle challenge più difficili che abbia mai fatto. Infatti. Ma questo è tipo il Tamagotchi, ti ricordi quel fatto? Infatti Sì. si chiama Pets Gorgi. È vero, amo, è tipo quello. Mettete mi piace in questo momento se avete giocato almeno una volta al Tamagotchi in vita vostra. Io facevo sempre morire all'animale mio. Chiaramente la mia teoria è sempre la stessa. Se vedo un qualcosa di piccolino, quello che mi porta più a pensare che sta €1. Però non è sempre detto così. La casa delle Bratz. Queste sono le nove, pensavo fossero le Bratz. Vabbè, pure se ne quasi 30 anni, quindi dobbiamo un attimo aggiornare un po' i Bratz, un po' il LOL. Una cosa stiamo solo i Bratz, non stanno nel LOL. Cos'è la LOL? Mondo per le bambine, Barbie, Princess, Frozen, le LOL, C'è Rapunzel. un cavallo bianco. Per il momento il prezzo più basso è questo qua, €4,99, borsetta cuore con accessori, che sarebbe questa qui. Barbie con la sua 500, €59,99. Dobbiamo ritornare bambina, perché ci sono tantissimi giochi proprio belli. Anche la casa delle Barbie, guarda qua. Io lo sai quando ero piccola cosa avevo? Il camper delle Barbie. Effettivamente rispetto a prima stanno una marea di giochi in più. Cioè io non mi ricordo con cosa giocavo, con il Blade, con il Tamagotchi, con la macchina telecomandata. Avevo anche l'altra macchina, come si chiama? La Magnum, quella là che si caricava buttandola indietro e poi andava da sola. Non mi ricordo come si chiama il cartone animato, però se la ritrovo, mamma mia, la amavo quella macchina. C'aveva le ruote verdi e poi prendeva la rincorsa così. Era un cartone animato, fatemi sapere nei commenti come si chiamava. Oh, guarda, ci sono anche tante cose di
mi truccano sempre per le bambine. Però questi sono un po' più professionali, cioè parlano proprio di trucco delle beh. estetiste, diciamo. Oh, tipo il corpo umano, Microplanet. Quando ero piccolo pure giocavo a questo. Allora, secondo me qui potremmo trovare qualcosa, o comunque qualcosa che abbassa i prezzi. 3,99. Queste collanine, 4,90, 6,90, 7,90. Braccialetti. No, non c'è scritto il prezzo qua. Io sapevo quando stanno. Cioè, comunque sono piccoli. 2,90. Signori, è questa la sezione, secondo me. 2,90. Ah, hai capito? Ti ricordi questi facevamo pure noi? Noi bracciali, facevamo pure tipo, come si chiamano questi secchi e lunghi, tipo portachiavi? Ma non si faceva queste cose qua. No, però guarda, è simile. Siamo ancora fuori budget, ma di poco. Ci siamo. Abbiate fede, troviamo tutti i prodotti a €1 in un negozio di giocattoli. 3,99 €. Sono delle perline, sempre per creare delle cose qui. Sì, sempre per creare tipo le collane, Bracciali. bracciali, bello. Questa è quella della Dyson. No. Qua invece siamo nell'area un po' più tecnologica, vedi? Tipo i tablet per i bimbi. 120 €. Dobbiamo cambiare reparto. Sì. 2,99 €. Cosa sono? Mooncats. Così si chiamano i gatti in inglese, scusa. Mamma mia, quante cose ci sono, ti giuro. È un po' impossibile dire tutto il negozio perché veramente è immenso. Vabbè, oltre il 99, però guarda le cards. Dei cats. Volevi andare a vivere insieme? Ecco, le cucine. Mamma mia, sono Bella. grandissime, sono proprio belle. Ma guarda questa com'è bella. Quindi prendiamo questa? Ah, questa. Wow, cucina ma la faccio. Questa mi piace assai, è bellissima. Perfetto. Noi abbiamo ufficialmente la nostra cucina. Eccola là. L'unica cosa che ci manca è la casa. Amo, guarda, la cassa. La cassa con i soldi che ci mancano. La dottoressa Jo. Questo è il coso della dottoressa Jo. 29,99. Siamo fuori budget. Signori, non ci credo. Avevo trovato il primo prodotto. Eccolo qui, morbida e profumata pasta da mod. Cose tipo gli schifidol. Ho la plastilina, pasta da modellare, la plastilina, amo. Bello. È anche profumata. Ci sono queste paste profumate, ovviamente vari colori e vari profumi. C'è rossa, arancione, verde, blu, viola e gialla. Ragazzi, mi sono follemente innamorato di questa Pokéball. Cioè, tu non puoi capire la bellezza di questa cosa che ho adesso in mano. Bellissimo. 19,99. Non va bene, troppo alta per la challenge. Però quest'angolo Pokémon per gli amanti Pokémon, delle carte, di tutto il resto, oggettistica, mamma mia, bellissimo. Ragazzi, invece questa è l'area dei giochi che di solito avete visto sul mio canale, ovvero giochi di società, giochi da tavolo, giochi di gruppo, e anche in questa occasione darò un'occhiata. Voi ovviamente restate sintonizzati sul canale, che magari compro qualche gioco, non ve lo faccio vedere, non vi spoilerò niente, però prossimamente, magari con il Napoli Creators, potete vedere qualche gioco. Non penso riesco a trovare un gioco di società a €1 o Samaron. Allora, se vogliamo rimanere bassi, 14,99, 24,99, 17,99, 21,99, ci stanno anche da 9,99. Noi abbiamo già fatto questo, guardate qui quanto costa, 39,99, investimenti per il canale. Siamo appena entrati nel mondo della Lego, che spettacolo, cioè non so dove guardare, dico la verità. Non sono un amante Lego, però sinceramente fanno paura questi giochi. Stanno dei prezzi un po' alti per il mio budget, neppure troppo alti, dipende ovviamente dal gioco, dalla grandezza. Per esempio questi qua che sono più piccoli stanno 9,99 €. Ovviamente ci sono anche le macchine, queste qua fanno paura, sono bellissime. Ferrari, la macchina della Ford da corsa, GT, gli aerei. Quello che sinceramente mi fa impazzire è questo qua, sarà perché io sono un amante Game Boy e soprattutto di questa versione che tra l'altro non ho manco mai avuto nella mia vita, ma fanno paura. Cioè questo qua è bellissimo, Nintendo Game Boy, la prima versione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti chi ce l'ha avuto, però secondo me è qualcuno di voi che ha un po' più di anni. Ma tornando a noi e alla nostra challenge, l'obiettivo non lo dobbiamo perdere di vista. €1. Dove ci sono le cose da €1? Per il momento ne abbiamo trovata una, ma non demordo. Qui secondo me potremmo trovare qualcosa, perché vedo che si è abbassato il prezzo. Sono dei modellini delle macchine, però vedo che il prezzo comunque resta sui 4,99 e se scendiamo giù aumentano. Quindi no, la mia sensazione è sbagliata. Oh, però ci sono altri modellini da €2,49 e sono questi qui, della Hot Wheels, marca storica. Oh, eccoli i Beyblade, voglio. Mamma mia, i Beyblade sono proprio a storia. Costano €16,99, neppure tanto, però sono quelli là un po' più piccoli. Pensate che io quando ero piccolo facevo le gare di Beyblade all'interno di questi circuiti, parlano i bacinel, e cosa facevo? In pratica prendevo un Beyblade, lo smontavo, prendevo i pezzi di un altro Beyblade, per rafforzarlo ci mettevo quel disco di ferro all'interno del primo Beyblade. Facevo paura quando ero piccino, poi mi sono fatto più grande e non ho più giocato ai Beyblade. Signori, quel mondo dei dinosauri, da quello che vedo, cavalli, squali e topi. Ma voglio, è favoloso questo Mario Bros, guardate là i dettagli. 49,99 ci sta. Ma io addirittura stanno anche i droni di tutti i prezzi, devo dire, ma non so se sono dei droni giocattoli, cioè io vedo proprio droni fatti bene proprio. 54,99.
59,99, 99,99. Altra categoria abbiamo salto della corda elastica, salto della corda in legno. No. E poi abbiamo le bolle di sapone giganti, tutti quanti sui 2,90. Amo, guarda, però hanno proprio funzioni differenti. Guarda, qua ci sono due bambini che mantengono con i piedi l'elastico e la bambina al centro che salta. Invece questo in totale autonomia. In totale autonomia ti spacchi e riende pure musso quando cade. Poi invece penso che sia il mondo degli aspiranti cantanti e cantante, anzi le cantantesse. Bellissimo, cioè veramente ci sono una marea di giochi nuovi. Cioè, voi siete fortunati, signori, a nascere in quest'epoca. Io quando ero piccino stavo soltanto di armonica, quella che facevamo a scuola. Che stanno in fisa armonica. C'è anche la versione nuova del cantatù. Sono le tastiere che fanno paura, sembrano quelle professionali. Ma sono bellissime queste cose. Però sono tutte quante troppo per noi oggi. Dai, vi faccio vedere una piccola chicca. Allora, questo è un gioco che volevo portare sul canale con i ragazzi del Napoli Creators. Volevo creare un torneo da 129,99. Ditemi voi, faccio questo investimento sì o no? Volete il torneo del Napoli Creators con questo? In pratica, come vedete, vi dovete sedere, c'è una piccola rete e sotto di ogni giocatore ci sta una piccola porta. E con i piedi dovete cercare di fare gol all'avversario. Ditemi se volete il torneo, vi porto un video su YouTube. Cioè che si cacciafa? Ragazzi, questa è l'area completamente dedicata ai baby, cioè ai più piccoli. Me la sono fatta dentro e fuori, non c'è niente di €1. Mo dico io, no, secondo me uno di questi pupazzetti può costare €1. Invece no, nemmeno si fa la divisione. 7,99 diviso 3 fa €2,60. Secondo me era sta €1. È sbagliato secondo me il prezzo. Venite qua, ho trovato €1, lo mettiamo io a €1. Ragazzi, mega offerta, qui l'iPhone 17 Pro Max a €12,99. Correte tutti, dallo qua. Qualità, angolo biciclette, macchine e camion, bellissime. Prezzi ovviamente troppo alti per la nostra challenge, 110, 139, 199. Prezzi alti ma comunque adeguati per ciò che stiamo vedendo. Stiamo parlando di prodotti di altissimo livello, Infatti. signori. Scegli la tua macchina, vai, la macchina dei tuoi sogni qual è? Questa. E infatti resta dei tuoi sogni. E soprattutto vediamo quanto sei alta, perché qui c'è la guida perfetta alla bici, ovviamente. Mamma mia, meno male, sono più alta di 1,30 m. Sì, 1,50 m, anzi sei 1,80 m voglia di crescere. Abbiamo anche il camion, questo camion fa paura, il tir, bellissimo, guaiù, veramente bellissimo, quello della Mercedes. C'è anche la moto della Ducati, GP, cioè veramente sono prodotti bellissimi, si vede proprio la qualità del prodotto che chiaramente non può essere conforme alla nostra challenge. €1 non possiamo trovare, ahimè, niente in questo settore. Questa è l'area dedicata proprio ai più piccoli, come vedete, anche con i vestiti di Natale, hanno pure le scarpe. Non so se le scarpe più piccole sono e meno costano, pure potrebbe essere, e invece no, 49,90. Io lo sapevo che i calzini costassero €1. 1,99. Ci sono anche questi che sono più particolari, stanno €3,99. Fate cari stati qua. E occhio signori, ci sono anche questi che sono molto particolari, €1,99. Oh, i calzini non deludono mai. Il problema è che sono sempre tutti per le femmine, cioè andate sempre bene, da piccole avete i prezzi più modesti. Cioè sta pure chi no, io ne sa più assai, sta €1,99. Come volevasi dimostrare, calzini maschio €4,99. Ovvio, no? Secondo me c'è un altro prezzo sbagliato. Eccole qua, le scarpette, ve lo giuro, ve le vorrei far toccare. A parte sono carinissime, sono proprio belline, però sono fatte di carte, secondo me devono stare €1. Sono finte, non possono essere vere queste scarpe. Amo, ma queste sono quelle là adatte per i neonati. Oh bello, però non c'è scritto il prezzo. Quindi può essere pure che stanno €1. Non possono mai stare €1, dai. Aspetta, fammi vedere sotto allo scatolo. Sta scritto in greco. Che capisci? Siamo nel reparto accessori per bimbi, tipo passeggini, le culle, i girelli. Che dici, girelli o le girelle? Le girelle. Le girelle sono quelle da mangiare. Allora, qui ci sono vari cartellini promo, come vedete anche qui, che secondo me possiamo trovare qualche cosa. Ad esempio, il mio occhio è andato subito su questo baby sacco a €2. Vedete, c'è il 50%, €3,98, sempre in pro. Signori, Federa lenzuolo sopra carro, €1,40. Che significa sopra carro? Ma io che ne so, faccio anche il lenzuolo mio, come si chiamano. Comunque, eccola qua, linea sanitaria per l'infanzia. Rosa ovviamente, ma ne potevi pigliare per femmina. Vabbè, comunque €1,40 è il prezzo più basso che per il momento abbiamo trovato da Toy Center. €4,50 sotto culla con angoli verdi, €4,50. Diamo un'occhiata anche qui sotto, prezzi troppo alti per noi. Andiamo da quest'altra parte dove tra l'altro possiamo anche fare il confronto che prima dicevamo. La culla delle bambole quanto stava? €100, ci stai uno di €100. Guardate qua, 300, 140, 199. Cioè ci stanno le culle che hanno lo stesso prezzo delle culle per le bambine. Ma tu stai parlando di culle, ma questi sono passeggini. Per rendere tutto più realistico ci stanno anche i bambini che piangono. È tutto reale, ragazzi. È il negozio dei bambini. Sei tu che sei fuori luogo qua dentro, cioè. Però io si sa che dentro, cioè è meglio. C'è anche un'altra promozione, promo esaurimento. Proprio in esaurimento. I genitori quando stanno in esaurimento, questa è la promo per loro, €89,90. Eccolo qua, un passeggino che costa meno del passeggino delle bambole. Vi ho detto però... tutto. €90. È buono. Oh, però questi sono i sedilini per la macchina. Che non abbiamo. Ah, nemmeno. Né la macchina né a casa, sotto al ponte. Ma questo è bellissimo, già mi vedo, vedi? Cadinto, te vira.
Secondo me ci vai. Comunque sono 1,50 m, non so, ci muovo chissà quando è. Con 4,80. Prezzo chiaro, troppo chiaro per noi, eh. Invece questi che sono? Per fare la cacca. Solo. Pure la pipì. Quindi come si chiamano? Il latrino. Vasini. Ah, i vasini. Invece questi sono i basilli. Wow, guarda questo invece. Cioè, capi, i bambini si siedono, fanno la pipì come se stessero sulla Vespa. Lo faranno poi quando si fanno pure più grandi sulla Vespa. Quando stanno cagando sotto e su una casa. Ecco, signori, ho trovato qualche altra cosa. Angolo da 1,99 €. Le posate. E quindi posatevi. 7 posate di Spider-Man. Spidey. Scusi, Spider-Man più piccino. Ma perché questo è Spider-Man? No, è Angelo Cancon. Topolino, Spider-Man, Princess True, Frozen, Stitch, i Pokémon e Dragon Ball. Fatemi sapere qui sotto nei commenti il vostro cartone animato preferito tra tutti quelli che ho appena citato. 1,20 €. I bicchieri. No, ma questo dobbiamo prendere. Però vedete che i prodotti a 1 € esistono ancora anche nel mondo dei giocattoli, dove comunque i prodotti sono di un certo livello, di una certa qualità, però in ogni caso 1 € esiste ancora. Potete ancora spendere con 1 €. Guarda che ho visto una cosa. Che cosa? Girati alle tue spalle. Alle tue spalle. Ah. No, stavi di qua. Qua è il prezzo più basso che abbiamo mai visto per ora. Prezzo chiaro, troppo chiaro, 0,99 le salviette. Ma poi della Chicco e anche Haggis. Poi tra l'altro su quelli là che mi servono pure la mente della macchina che si o no, caso per il culo. Ma tu ti rendi conto quanto costano i pannolini? Sto dando un'occhiata, infatti nell'eventualità 27 €. Ma si caga sotto. No, dai. 27 €. Sempre tornando alle salviettine, ne troviamo altre 1,99, altre marche. Ma questa anche 1,79. Queste sono buone della Trudi. Ma che sussicoso. Cioè, Tipo succhi di frutta. ah, ok, 1,19, anche i succhi di frutta, ecco qua. Tantissimi gusti bio, sono anche bio, sono biodegradabili i prodotti. Ma non biodegradabili, biologici. Secondo me gli omogeneizzati stanno troppo assai, questi della Mellin. Ma tutti questi possono mai stare a 1 €. Vabbè, sono scaduti, sì. Eccoli qui, tutti i prodotti per mangiare. Cioè, pensate il ciclo della vita, ragazzi. Noi siamo partiti a mangiare questo. Mo ci mangiamo la pizza cacas. Pensate un po', eh. Oh, 1,39 €. L'agnello. 1,85 Plasmon, mela. Sempre prodotti biologici o biodegradabili. Ragazzi, abbiamo anche le patatine a 1,09 €. È vero che la bustina è un po' piccolina, però è per i bambini. Comunque le patatine ai piselli. E mais. Non l'hai mai vista? E certo, perché sono per i bambini, quindi sono salutari. Cioè, così è una salutare se mangiano. A 1,69 € abbiamo anche i mini croc della Mellin, che non so minimamente cosa siano. E poi a 0,99 centesimi il frullato mela e fragola, 100% frutto. E certo, mela e fragola poteva essere. Ragazzi, ci sono anche tutti i tipi di pastine a 1,99 €. Io l'ho detto, veniamo qua a mangiare, con poco e niente, pranziamo. Lo sapete la domenica? Veniamo qua dentro. Con 5 € che mangiamo fino a Natale. Abbiamo un altro prodotto, anzi altri due. 1,10 € l'acqua amorosa. E poi abbiamo anche quest'altro tipo di acqua, 0,89 centesimi. Ah, stanno i cartoni, capito? Tutto biodegradabile ora. Occhio. Il latte. 1,39. Adesso ci avviciniamo un po' di più alle casse, dove di solito, per esempio nei supermercati, funziona che più ti avvicini alle casse, meno vai a pagare. Comunque non me l'aspettavo, un sacco di prodotti abbiamo trovato a 1 € oggi, occhio. Allora, io avrei sognato queste bustine dei Pokémon a 1 €, invece no, stanno 5,99 €, 4,99 €, 1,50 €, però abbiamo trovato questi, che sono le barrette con carote e cannella, avena e uvetta. Stavo cada cosa, ma sta a 99 centesimi, non sta a 1,50 €. E questo è il prezzo. Poi top quello che ho trovato adesso, lo zaino dell'asilo a 1,99 €. Ma com'è possibile? Cioè, manco 2 € lo zaino. È top. Cioè, per la challenge è clamoroso, eh. Pennarelli Giotto Aiu 1,99 €. Attenzione, qui c'è la svolta del video. 1,30 € l'evidenziatore tratto video azzurro. 1,50 € i gessetti bianchi antipolvere. Mamma mia, io l'avevo detto, vicino alle casse si fanno gli affari. Ci sono anche altri gessetti, però mentre questi erano quelli bianchi, questi sono quelli là colorati, sempre a 1,99 €. E proprio prima di pagare sotto la cassa ci sono tutte le gomme, le caramelle da 1 € a 1,99 €, quindi comunque che rientrano nel nostro budget. Top. Ciao, scusami, sto registrando una challenge su YouTube dove praticamente devo vedere cosa compro con 1 € all'interno di un negozio di giocattoli. Mi puoi far vedere qualcosa, mi puoi mostrare, non so se ho visto già tutto. Guarda, sei arrivato proprio al momento giusto. Vieni con me che ti faccio vedere un carrello di merce che è appena arrivato e domani partirà a soli 1 €. Vieni, Ah, ok, vieni. ottimo. Wow, perfetta. La svolta, diciamo.
stati proprio super fortunati. Allora, guarda, questo lo dovevo appena arrivato dal deposito e lo devo sistemare. Quindi hai maschere Avengers. Cioè, questa è €1? €1. No, vabbè, incredibile, veramente. Sì, Mamma, sì. cioè, non l'avrei mai detto, vai. Gioco Paw Patrol, €1. Dinosauri, €1. Trolls, collezionabili, €1. Wow, mamma mia, quante Bracciale cose. Lego, €1. Una parure che per le donne sempre fa effetto, €1. Giochi di colori, €1. Memory, Ravensburger e 44 gatti, €1. Ancora Trolls per completare la collezione, corde per mantenerci in forma. Questa che avevamo visto. Esatto, esatto. Quindi stanno in offerta queste qua. Offertissima. E gas, anche lui a €1. Quasi sono scioccato da questo soprattutto, ma da tutto il resto. Queste normalmente quanto costano? Queste costano 8,99, 6,99, 7,99, 9,99, 16,99. I prezzi sono svariati. Perfetto, Da quindi domani €1. Quindi- Cioè, assurdo. la svolta, signori. Va bene? Perfetto, grazie Posso mille. posarli? Sì, sì, sì. Li troverete domani. Ciao. Grazie, grazie. Ciao. Oh. Assurdo, Cioè, voglio. capito? Beh, incredibile. Cioè, si passava rimane. Vabbè, domani comunque li avremmo trovati. No, Però domani l'avresti trovati proprio negli scaffali con il prezzo di €1. Però comunque non ci avrei creduto. Ah. Mamma mia, cosa? Scusami se ti disturbo un'altra volta. So che da domani l'offerta. Sì. Ma oggi ne posso prendere qualcuno? Sembra €1. Sì, sì, vai. Va bene. Ragazzi, challenge conclusa all'interno del negozio di giocattoli The Center. Vi faccio vedere lo scontrino perché ovviamente qualche prodotto lo abbiamo acquistato alla modica cifra di €4,54 per 4 prodotti che adesso vi mostro. Abbiamo preso questo gioco che da domani troverete in offerta perché costava molto di più. Adesso non so quanto costa, però sui 7-8 euro. E da domani lo troverete a €1, però mi ha già fatto piacere. Ho detto, ma perché scusa, non posso fare musica, sto registrando video, facetemi piacere. Abbiamo preso anche le patatine della Mellin, anellini di mais, che li volevo assaggiare nel Che frattempo. adesso assaggerò. Ho preso anche l'evidenziatore giallo perché veramente è molto molto importante avere l'evidenziatore. Ma sono proprio quelli là per i bambini piccoli, capito? Cartapesta. Quindi bravo. Senza sale, senza niente praticamente, perciò. Il mio pezzo preferito, questo! Sono un bambino, no? La maschera di Black Panther. Voglio, avreste mai detto che costa €1? Comunque vera, ci sono da una short assurdo oggi a fare sto video, incredibile. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete altre sfide del genere, fateci sapere il posto qui sotto che andremo a capire se ci sono dei prodotti da €1. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!